È arrivato intorno alle 12:45 nella sua Raffadali l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro, ad aspettarlo oltre una cinquantina di amici e parenti. Uscito ieri dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha scontato la condanna per favoreggiamento alla mafia, torna libero dopo 4 anni e 11 mesi di reclusione. Ad attendere la sua uscita fratelli Giuseppe e Silvio e il figlio Raffaele, che lo hanno accompagnato in terra siciliana con un Mercedes nero van per poter contenere le migliaia di lettere e cartoline ricevute in carcere e i tanti libri che ha letto e utilizzato per la seconda laurea in giurisprudenza. Cuffaro è stato stamani a Palermo, ha rivisto il suo ex studio dopo tanti anni. Dopo una breve sosta e qualche intervista ai quotidiani siciliani, il suo pensiero era quello di tornare alla sua Raffadale a salutare la mamma, un diritto che gli era stato negato durante la sua carcerazione, raccontando anche il suo rammarico di non avere potuto stringere la mano del padre Raffaele prima che morisse. Vado da mia madre, vado a prendermi e a dare l'abbraccio a mia madre che mi è stato negato disumanamente. Tra le tante sorprese anche quella di un amico che gli ha donato in regalo una motocicletta identica alla sua che aveva nell'età giovanile una moto rossa. La moto Morini è la mia infanzia, la mia giovinezza, chi me la regalerà so che l'ha assemblata, forse può farmi tornare giovane, ma l'età c'è tutta, non ci sono i capelli bianchi, c'è l'età, ma c'è la voglia di vivere e di continuare a volere bene le persone. Credo di saper fare solo questo. Mi hanno contestato tutto, ma forse l'unica cosa che non mi hanno contestato è di voler bene alle persone. Di questo li ringrazio, perché almeno questo non me lo hanno tolto. Poi ha risposto visibilmente commosso alle tante domande dei giornalisti che lo attendevano, sin dalle prime ore della mattinata. Un Cuffaro visibilmente dimagrito che ogni tanto si fermava con qualche nodo in gola per l'emozione di tornare alla sua città natale e poter riabbracciare i suoi cari. Io in questi anni ho avuto 2 certezze: l'amore della mia famiglia e l'amore che ho per la Sicilia e per i siciliani. Continuo ad averlo perché credo che sono quei valori che ti aiutano a sopportare anche nei momenti più drammatici, ti danno la forza per andare avanti. E io l'ho trovata esattamente in questo, nell'amore della mia famiglia e nel bisogno che sentivo dentro di aver servito la mia Sicilia e di volerla ancora amare. Cuffaro ha parlato del suo futuro, che si recherà a fine marzo in Africa a fare il volontario in un ospedale dei Burundi e che non farà più politica e si occuperà dei diritti dei detenuti. Ne ho visti tanti, ha dichiarato Cuffaro, che si sono anche suicidati. Parteciperà per la prossima settimana al convegno dell'Associazione dei Radicali, cui si è iscritto durante la sua detenzione, che si occupa dei diritti dei carcerati. Io ho preso la testa del Partito Radicale perché condivido del Partito Radicale la grande battaglia a favore dei detenuti e per l'umanizzazione delle carceri. Solo per questo andrò al congresso di Nessuno Tocchi Caino, perché io credo che tutti hanno diritto a una speranza di poter tornare a vivere se sentono dentro di loro di aver espiato una colpa e di averla fatta con convinzione. Purtroppo questo nostro paese non ha tutti da questa possibilità, perché continuare a tenere in un paese come il nostro un ergastolo ostativo a vita, avere la presunzione di rieducare le persone dandogli l'ergastolo e non dargli neanche la speranza di per tornare fuori, non credo che sia un principio di rieducativo. Ecco, Nessuno Tocchi Caino fa una battaglia contro l'ergastolo per sempre, e io che ho vissuto con gli ergastolani e che ho avuto da loro una lezione di vita, perché quando io ero amareggiato, sofferente, nella disperazione, ho trovato chi non uscirà mai dal carcere venirmi a dare coraggio. È stata una grande lezione di vita che credo di dover restituire aiutando queste persone. Si è poi soffermato sulla figura di Papa Francesco e sull'appello che lo stesso ha fatto in favore dell'amnistia e dell'indulto. L'ex presidente Cuffaro ha avuto parole di grande affetto per Papa Francesco, dichiarando che in carcere gli ha anche baciato la mano. Papa Francesco è un grande Papa. Io ho avuto modo di essergli vicino, di baciargli la mano quando è venuto a Rebibbia. È il Papa delle persone umili, è venuto in mezzo a noi abbracciando tutti, e quando qualcuno preoccupato degli agenti ha tentato di fermarlo, il Papa li ha guardati dicendo: queste persone mi possono proteggere e mi proteggono meglio di qualsiasi altro. Un Papa straordinario.